Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Battlefield 4. Oggi ci troviamo insieme su questo splendido game proprio perché vi volevo intanto far vedere un'altra bella partitella sul Battlefield, ma diciamo che l'elemento principale di questo video non è la partita in sé, bensì quello che ho da dirvi. Allora, intanto proviamo a salire su questo jet, era un po' che non viaggiavo in jet su Battlefield 4. Sapete benissimo che tra poco uscirà Hardline. Intanto jet davanti a noi, Maverick e Goose. Attenzione, pum, pum. Prendiamolo. L'abbiamo preso. Vediamo se lo riusciamo a beccare. Mamma mia, questo aereo non lo sopporto perché è davvero molto meno offensivo degli altri. Attenzione, intanto ci sono vari elicotterini. Perfetto. Vi volevo dire ragazzi, scusate se in questi 10 giorni, 11 giorni, quanto sono, non sono riuscito a caricare gameplay. Cioè l'ultimo video è stato quello di Andrea Secco, ma tranquilli perché ho dovuto solo sistemarmi un attimo per quanto riguarda alcuni elementi che adesso vi indicherò. Attenzione. Intanto vi volevo dire che a casa sto facendo un piccolo trasloco, quindi scusate ma non ho avuto modo di regolarmi. In pratica sto cambiando la stanza nella mia casa e quindi devo spostare continuamente mobili. C'è molta confusione in questi giorni, quindi non era proprio l'atmosfera adatta per fare dei gameplay. C'erano sempre operai con trapani, martelli, quindi non è che era proprio un'idea adatta fare gameplay con questa confusione. Però più o meno tra una settimana dovrei finire tutto, quindi sarei a posto. Però non vi preoccupate che in questi giorni arriveranno lo stesso gameplay perché mi organizzerò comunque. Non sono arrivati in questi 10 giorni gameplay per questo motivo intanto del trasloco, ma il secondo motivo è anche perché non ho avuto tempo per via dell'università. Sapete che a febbraio ho iniziato l'università, visto che nel primo semestre mi sono dedicato un po' ad altre attività. Maledetto, chi è qua che rompe le scale? Addirittura da là sotto, ma vai a quel paese. Addirittura. Quindi ragazzi, in questi 10 giorni mi sono dedicato un po' molto allo studio. Ho lasciato perdere per adesso in questi 10 giorni il computer perché volevo un po' capire il programma, creare un ritmo per iniziare a studiare. Quindi diciamo che ho capito più o meno quello che dovevo fare, sono riuscito a regolarmi un po' con il tempo e quindi vi posso dire che non arriveranno gameplay ogni giorno, ma magari ogni 2 giorni arriverà uno, o magari arriveranno giorni dove ce ne saranno 3 in una volta. Quindi diciamo potete stare tranquilli, questi 10 giorni sono stati un attimo una pausa per... non ce l'ho fatta, maledizione, dall'altra parte della mappa. Quindi fate conto che in questo periodo mi sto dedicando molto allo studio anche di una lingua orientale, quindi diciamo che oltre allo studio regolare all'università studio anche una lingua orientale, magari in qualche altro video vi farò vedere qualcosa. E quindi diciamo che sono un po' impegnato, però il tempo per i gameplay me lo trovo lo stesso, quindi tranquilli ragazzi, arriveranno sempre i soliti gameplay. Mi dispiace di non poter continuare Attila Total War così in maniera diretta, dovremo riprenderlo ragazzi, quindi dovrete sorbirvi un grande riassunto della nostra campagna, perché saranno 15 giorni che non tocchiamo Attila. Io ragazzi volevo anche proporre una cosa. Questo The Sims 4, già abbiamo fatto una prima avventura con The Sims 4, ma davvero non mi attira più come gioco. Nel senso, abbiamo fatto la prima parte di campagna. Una prima vita l'abbiamo già fatta con un bel po' di gameplay, circa 30 gameplay. Ecco, vi ho dato già un'idea del gioco, nel senso, creare un'altra avventura sempre su The Sims 4 potrebbe essere interessante fino a un certo punto, visto che le espansioni non ci sono, almeno ne ho comprata una, ma davvero ha aggiunto in occhio e croce 3 o 4 cose in più, quindi non è 20 euro per 3 o 4 attività in più, davvero è una cosa che non è che mi va proprio a genio. Quindi volevo più che altro giocare a The Sims 2 Collection, quello lì con tutte le espansioni. Alla fine ragazzi è la stessa cosa, solo che alla fine cambia un po', come abbiamo detto, il sistema di vita è lo stesso. Però a me piace più il 2 perché abbiamo molte più espansioni, molte più cose da fare, l'università, il funky business, le seasons, ci sono anche l'appartment life, tutti i pacchetti, quello della diesel, il pacchetto
l'effetto della Levis, un sacco di cose in più che davvero si possono fare. Quindi davvero a me andrebbe tantissimo di fare una serie su The Sims 2 Collection, anche se so che può essere un gioco ormai visto e rivisto. Però davvero su The Sims 4 ci ho provato a rigiocare, però davvero non è che mi va proprio a genio, perché già l'ho giocato parecchio e rigiocare la stessa solfa senza niente di nuovo davvero non mi ispira completamente. Quindi ragazzi, se voi siete d'accordo, io lascerei questa serie The Sims 4, che sono 2-3 video, e ne farei una nuova più interessante su The Sims 2 Collection. Almeno in questo gioco retro possiamo divertirci di più, secondo me, perché rigiocare la stessa cosa è come finire, non so, Far Cry 3 e dopo 2 giorni rigiocarlo da capo. Cioè, fare le stesse cose non è che è interessante, dai. E per quanto riguarda quindi i video, vi ho detto che arriveranno, anche perché finalmente, dopo millenni, ma non millenni, dopo ere preistoriche, paleolitiche, sono riuscito ad aggiustare il mio microfono, il mio apparato di registrazione. Dopo secoli, in pratica, c'era sempre la solita interferenza tra Blue Yeti e Avermedia, Avermedia Blue Yeti, c'era sempre questa maledetta interferenza. Oggi non so come ho fatto, ma sono riuscito a registrare in HDMI senza più questa maledetta interferenza. Ho rinunciato all'ascolto in cuffia, ma non mi interessa. La cosa più importante è che voi ascoltate bene il gioco, non che lo ascolto io, perché io non posso stare nelle orecchie con una interferenza continua. Quindi così possiamo stare tranquilli. Io sento poco perché ho l'audio del monitor. Ho regolato tutto al millesimo, ragazzi, quindi tranquilli. E quindi finalmente oggi mi è venuta questa voglia di entrare su Battlefield 4, un gioco abbastanza competitivo, anche per testare questo audio, visto che su Battlefield ci sono suoni molto improvvisi e acuti, per vedere se tutto funziona. Infatti ragazzi, se voi sentite spari, cose del genere, me lo dite, io regolo ancora meglio. Però così i gameplay dovranno uscire bene. L'unico problema che rimane è che io, montando i video, mi escono proprio video enormi di 1,5 giga, 2 giga, e caricarli con 0,60 di upload è davvero un'odissea di Ulisse. Però ragazzi, la mia connessione è questa, io non posso farci niente. Quindi per caricare un video, lo so che voi mi dite no, perché non carichi video, perché? Ragazzi, per caricare un video io devo sacrificare 6 ore della mia connessione. Quindi io, quando devo caricare un video, devo avvisare a tutti in casa per dire: vi servono i computer, vi servono gli iPad, non vi serve niente? No? Allora posso caricare il video, altrimenti niente. Quindi ragazzi, vedete un po', per caricare un video del genere la mia connessione è penosa, visto che qui ovviamente nel sud Italia le connessioni non è che sono granché. Vi dovrete accontentare di 6 ore di attesa. Però, dico, queste erano le cose più importanti che avevo da dirvi. Guarda, questo maledetto. Diciamo che erano le cose più importanti che avevo da dirvi. Allora, lo studio, che mi ruberà un bel po' di tempo, però io al solito cercherò di farvi avere qualche gameplay in settimana, come al solito, anche perché ho bisogno pure io un po' di svago, quindi al computer mi siedo ogni tanto. La lingua orientale, la risoluzione del problema con il Blue Yeti, vediamo un po' qualche altra cosa che ho da dirvi. Continueremo Attila, quindi ragazzi tranquilli, anche se mi sono fermato in questo periodo, ma ho bisogno un po' di riassemblare le idee, quindi dopo essermi sistemato un po', il trasloco pure ve l'ho detto, quindi siamo a posto. Appena io mi sistemerò anche con questi pacchi da trasportare per casa, allora continueremo al solito alla grande le serie. Comunque oggi arriverà questo video, domani forse continuerò Attila. E per piacere ragazzi, cioè io veramente voglio entrare su The Sims 2 e fare questa avventura. Non ditemi di no, perché su The Sims 4 non trovo nessuna emozione in più, nessuna, come dire, nessun impulso per continuare quell'avventura. Davvero mi annoio, non c'è niente di nuovo. Cioè stiamo giorni e giorni a guardare sempre la stessa casa con il tempo che va per 4, dopo che abbiamo già conosciuto tutte quelle cose, cioè sappiamo cosa succede. Volevo un po' provare qualcosa di nuovo su The Sims 2, con i timori, i desideri, tutta un'altra cosa. Il vecchio The Sims 2 della PlayStation 2, giocato su PC. Quindi davvero ragazzi, a me piacerebbe tanto, ditemi di sì, così davvero vi porto anche il gameplay di The Sims 2 insieme a questo. E niente, aspetto adesso Project Cars e The Witcher. Però ragazzi, ve l'ho detto, anche se per esempio per un paio di giorni vedete assenza sul canale, tipo per 3-4 giorni non vedete video, è perché studio
perché studio o la lingua orientale o matematica, sto impazzendo con i limiti, però dico, ci sono sempre, non è che sparisco, me ne vado in Alaska su una montagna e non mi vedete più. Però il problema è che voi non siete iscritti alla pagina Facebook, perché io lì ogni giorno scrivo qualcosa, vi saluto, vi mando un messaggio, vi posto qualche foto, quindi è il problema che non siete su Facebook. Mettetevi su Facebook e vedete un po' tutte le novità, perché molti di voi mi dicono: ah, perché te se ne sei andato 10 giorni, dove sei sparito? 3 giorni, sono 3 giorni non carichi video. Dico, se vi collegate all'account di Facebook, alla pagina di Facebook, vedete tutte le informazioni, perché su YouTube, ve l'ho detto, per caricare solo questo annuncio che vi sto caricando oggi ci vogliono 6-7 ore, quindi è difficile per me farlo. Speriamo che al più presto qua mettano una nuova connessione. Io neanche qua mi sto impegnando a sparare, perché la cosa più importante è l'annuncio. Quindi ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo, come dire, di questo che vi ho detto, The Sims 2 in particolare. Quindi non preoccupatevi pure se non avete visto alcun video in questi giorni, torneranno i video di Attila, domani credo di farne uno, e così possiamo continuare la nostra avventura. Quindi non vi preoccupate di niente. Adesso che ho anche risolto i problemi di registrazione, andiamo lisci come l'olio. Questa era l'ultima cosa che vi volevo dire. Quindi ragazzi, ci becchiamo a domani credo, o a quando sarà, con Attila Total War. E se vedo molti riscontri positivi mi scarico stasera stesso da Origin The Sims 2 Collection e ci iniziamo una bella avventura degna di nota. Va bene? Ci becchiamo al prossimo video. Ciao!